Chiamo quest'oggi la situazione e l'organico, il personale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo ascoltato i sindacati, adesso invece chiediamo come stanno le cose anche a Lorenzo Elia, dirigente superiore comandante del provinciale di Taranto. Buongiorno, ben trovato comandante. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Comandante, allora leggevo su Gazzetta che insomma non è una sorta di allarme che si ripresenta puntualmente ogni estate. I numeri sono quelli, si cerca di fare il possibile, ma che secondo lei insomma una delle principali cose a cui fare attenzione è la prevenzione, perché ci sono incendi boschivi a Taranto che richiedono grandi impegni. Beh sì, di sicuro la prevenzione è una delle misure da preferire ovviamente, no? In tutti i campi, soprattutto per quanto attiene l'aspetto degli incendi boschivi, perché consente di limitare comunque in ogni caso i danni. Ovviamente la prevenzione è un qualcosa che riguarda un po' tutti gli enti coinvolti nel sistema, direi io, di contrasto agli incendi boschivi, che ovviamente non sono solo i Vigili del Fuoco, ma c'è la regione che contribuisce con risorse e comunque con la responsabilità principale. Poi ci sono anche tutti gli enti territoriali che in qualche maniera con misure dedicate, quali ordinanze per tenere puliti i fondi, certo, o i cigli delle strade, disponibilità di riserve idriche, soprattutto anche la pianificazione ai fini del contrasto di incendio boschivo, possono fare tantissimo per fare in modo che le occasioni di incendio, sia boschivo ma anche di vegetazione, che comporta tanto impegno da parte di chi potesse intervenire, siano meno frequenti come certo occasioni di danno. Comandante, ci aiuti a capire una cosa, se c'è il fabbisogno, se c'è in qualche modo bisogno di personale, perché non viene assunto? So che è una domanda banale, però è probabilmente quello che si chiede alla gente, anche perché, almeno mi corregga se sbaglio, ci sono tanti vigili del fuoco precari in Italia, esiste anche questo o sbaglio? Allora, sono due problematiche un po' differenti, nel senso che con il cosiddetto precariato dei Vigili del Fuoco il governo qualche anno fa ha deciso di porre fine a questa situazione, sì, procedendo a creare delle liste, delle graduatorie dalle quali piano piano sono state assunte tutte queste persone che avevano determinate caratteristiche. Quindi al momento e ovviamente dall'altra parte ha in qualche maniera chiusa la possibilità di ricorrere a questo personale cosiddetto volontario, sì, per poter integrare periodicamente le esigenze delle sedi territoriali del Corpo Nazionale. Quindi queste persone in qualche maniera nel tempo sono diventate parte integrante del Corpo Nazionale, sono Vigili del Fuoco a tutti gli effetti. Però c'è da dire un fatto che penso che sia chiaro per tutti, che la formazione non può essere, cioè io non posso andare al supermercato e comprare un vigile del fuoco, o certo, la stessa cosa come per le forze dell'ordine. La formazione richiede tempo, parliamo di circa un anno almeno di formazione. Immagino che anche quella formazione richieda dei costi per lo Stato, ovviamente. Il problema, sì, i costi sono, uso il termine relativo, nel senso che comunque c'è una capacità produttiva di Vigili del Fuoco presso le scuole centrali che non è infinita. Riusciamo a produrre corsi, circa 3, massimo 4 corsi all'anno, tra l'altro sfruttando degli artifici, per accavallare i corsi e tirare fuori intorno a 1 migliaio di 1.200-1.300 vigili del fuoco all'anno. Però questo ovviamente va bilanciato anche con i colleghi che giustamente, raggiunti i limiti d'età, devono vanno in pensione, l'amministrazione. Certo. Quindi è una continua corsa a cercare di incrementare i numeri, che devo dire in realtà negli ultimi anni c'è stato, però
questi incrementi vanno piano piano a compensare quello che è stato il cosiddetto blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione che si è avuto tanti anni fa e che comunque ancora adesso produce i suoi effetti. Quindi in sostanza abbiamo una carenza media del corpo nazionale che è di circa il 12% rispetto alle piante organiche. E Taranto rispetto a questa media quanto siamo? Purtroppo siamo un po' più alti, andiamo nell'ordine del 22-23%, quindi abbiamo una carenza importante che corrisponde sostanzialmente quasi a una sede, una volta e mezzo l'organico di una sede territoriale che è importante, come può essere quella di Manduria e così via. E per questo motivo cerchiamo, si ricorre anche per aumentare quella che è l'effettiva forza disponibile alle convenzioni che vengono stipulate con la Regione Puglia, e quindi a breve, quest'anno probabilmente dal prossimo 20-23 giugno avremo a disposizione sul territorio delle risorse aggiuntive che ci consentiranno di gestire meglio quelli che sono poi gli eventi che dovremo fronteggiare. Grazie a Lorenzo Elia, comandante.